Io ho sofferto di un disturbo alimentare che è l'anoressia per 9 anni, ho fatto un percorso di cura nel nostro territorio, nel veneziano, e ne sono uscita. Uscire da un disturbo alimentare si può, ma è fondamentale una rete di sostegno. Sensibilizzare la cittadinanza sul tema è importante, per questo nella 7ª giornata del Fiocchetto Lilla sono state organizzate dal Comune, insieme a varie associazioni, numerose iniziative, soprattutto per trovare il coraggio di riconoscere che c'è un problema. È un tema effettivamente che ha dei numeri che ti fanno venire i brividi, sono 3 milioni di persone che soffrono di questa cosa. Si diceva prima che se consideri l'indotto, cioè il sommerso di quelli che non si sono mai esposti, se pensi alla sofferenza delle famiglie, arriviamo a 10 milioni di persone che per una questione così stanno soffrendo in questo momento, è un sesto della popolazione italiana. Tra le iniziative la mostra fotografica Odi et Amo, mentre sabato a Laurenzianum in piazza Ferretto dalle 16 si terrà la conferenza Oltre i disturbi del comportamento alimentare. Ci saranno delle testimonianze, si racconterà un po' tutti gli sviluppi del caso, quindi da un discorso di testimonianza, e ci saranno dei relatori dedicati, diciamo, al tema, ci sarà una sorpresa di una lettura di una poesia. Il fatto di potermi confrontare con altre persone è stato di grande aiuto, quindi è da qui che nasce un po' l'idea di creare dei momenti come questo che ci sarà sabato, di confronto e occasioni per parlare anche con chi ci è passato attraverso. Il disturbo alimentare è una brutta bestia, perché è un disturbo molto complesso, molto spesso non ci si rende conto di quello che sta accadendo e chi ci sta accanto fatica a capire quello di cui abbiamo bisogno. C'è bisogno di tanto ascolto, tanta accoglienza e soprattutto di non mollare.